ci sarà Totò De Marco con Casa Citronello. Chissà a quest'ora che cosa staranno facendo. Guardiamo. Giacomi! Siamo collegati con Casa Citronello. Non è assolutamente il momento giusto. È muta. No, scusate, ma vogliamo spegnere Spingi. gentilmente le nostre telecamere? Spingi. Così. Stiamo trovando il signore Citronello in un momento un po' particolare. L'hai visto dov'è? Come l'hai visto dov'è? L'hai trovata? Ma come? Ma che è Camotto? no! Non la trovo, non ne è vista. Ma no, scusate ancora tutti signori telespettatori, ma non è possibile. Spingi. Ma cosa spinge? Ancora. Forse l'ho trovata. Qua è la ciabatta. Finalmente l'ho trovata. Oh, madre. Che sacrifici. Cercavate una ciabatta. Una cosa. Ma scusi, è 2 ore che sua moglie dice, si pensava altre cose, ma non la ciabatta. Ma voi che siete maligni, noi a questa età che cosa dobbiamo fare? Scusa, noi Chiediamo scusa allora. Ormai abbiamo raggiunto la pace dei sensi. Chiediamo scusa di aver pensato male allora. Non devi pensare male perché io sono una persona pacata. Una persona tranquilla, non mi arrabbia mai, solo che quella mi fa sempre arrabbiare. Appena ciabatta vedi che mi combina. Che cosa devo fare? Si calmi! Tiro pure una mano sul letto e non trovo niente, finalmente ho trovato va la bene, ciabatta. va bene. Si calmi allora. Sì, Le auguro una buona notte allora, che fa? Ciao Omar, non lo so che cosa ti devo dire tu, non lo so. La nuova ciabatta. Giacomino, finalmente l'hai trovata, finalmente l'hai trovata questa ciabatta. Chiedo scusa, pensavamo male di voi, o bene, dipende dai casi. Ora che ho trovato la ciabatta mi vado a coricare che sto morendo dal sonno, sono stanchissimo. Ecco qua. Va bene, allora. Che ha con questa faccia? Non posso più prendere una ciabatta di sotto il letto che già io la schiena non serve. Figuriamoci altre cose, No, quella là ancora io. No! Riscaldandola con il forno in microonde mi funziona ancora Ah, col forno in microonde. Chi si dice alla televisione? Che mi dice che si dice? Chi è sta? Che hanno detto? Hanno detto che vendono dei cervelli, smontano cervelli, vendono, non lo so. Vendono cervelli? Sì, il cervello del maschio costa 5.000 euro. Addirittura? Sì, guarda che proporzione, invece quella della donna costa 200 euro. Ma è una prosa. Ah proprio. sì? Allora 5.000 euro il cervello dell'uomo e 200 euro quello della 200 donna. euro non serve, non completamente, 200 euro, 5. 5.000, 5.000 euro. Certo, quello dei maschi costa anche quello degli uomini costa di più, ci mancherebbe altro. Una volta che non lo usate, non l'ho usato, è completamente senza usato, amorfo, atrofizzato. Sì, per questo costa di più allora, sì, perché non è usato, quindi è nuovo, Omar, scusa, Sì. Il suo, come si Cervello. chiama? Il suo intelletto, Sì. no cervello, un nave, manco intelletto. Dentro al letto. No, come dentro al letto, io sono dentro al letto e lui c'aveva dentro al letto. Non ci funziona perché Iddio dice che costa di certo, una volta che non l'ha mai usato. Io il cervello ce l'ho buono, il cervello non è tipo che non è buono perché io faccio tante cose, lavoro, il garage e tutte cose, perché là dentro. E basta, non ne voglio sapere più. Buonanotte. Ecco, allora noi togliamo il disturbo in questo caso, signora, va bene? Ora speriamo che si arrecamba. Bene, no. Cosa? Suo marito? Neanche cosa dice, ci metto fino ci metto con la podde, non vuole sapere niente. Tu non funziona né davanti e manco del No, basta. vabbè. Quando si Buonanotte. deve dire una cosa si deve. Io sono una persona calma e pacata. Sì, lo sappiamo. E ora ti saluto e mi devo coricare perché veramente mi corico. Qualche giorno di questo, Sì? sì, ora mi preparo, ora ti faccio vedere una cosa. Vieni. Che c'è? Vieni. Sì, qua, sono qua. Ti faccio vedere. C'ha io questa qua che con le merlette, con le Cos'è? trapunte. Mi faccia vedere, Come mi si faccia chiama? vedere.
Sono già ora o già No! no. Lo sapevo che doveva cadere sul banale, dai. No, ora io questa la preparo, una sera di questa, me la metto. Sì. E vediamo Ma che cos'è? È una sottogonna, una cosa con le merlette che si intravede. Baby doll si chiama oggi. Baby doll, sì. Sì, quello. Il baby doll. Se non c'è po' baby doll vuol dire che è già morto. Ah, sì? Sì, già ormai ci siamo completamente. Va bene, allora. Finita. Moruto. E allora cosa inventerà per la prossima sera? No, io mi preparo e ci faccio striptease. Ah, sì? Sì. Allora, io non vorrei chiederle troppo, però quella sera che deciderà lei, possiamo esserci noi in onda? Dai, vogliamo vedere la serata di Casa Citronello. Ormai conosciamo tutto di Casa Citronello, E vuoi vedere noi che siamo nell'atto? No, vabbè, l'anteprima ci fa vedere qualcosa. L'atto lo facciamo da sole, l'atto. Prima, tanto tu vai a casa e esci come ti pare a piacere. Sempre qua sei, sempre qua. Oh, ascolta, lasciami stare. Fammi provare sta cosa, Non ti preoccupare, ti farò vedere io. Ciao, Omar. Va bene, allora la saluto. Allora, qua. Arrivederci.